Buongiorno Andrea, ciao Andrea, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Tu? Abbastanza bene, dai, siamo qua che cerchiamo di dare un servizio alla comunità, sentendo le aziende che conosciamo in giro per l'Italia e anche per il mondo, per poter dare voce al territorio. La trasmissione che stiamo facendo è Voci sulla piattaforma della Veneto Globe, e cerchiamo appunto di sentire come vivono persone come voi, manager come voi, titolari d'azienda che hanno delle grosse responsabilità nei confronti sia dei loro clienti che naturalmente anche della loro gente, insomma, delle loro famiglie. Come state vivendo questa situazione pandemica grave in questo momento? Ma la stiamo vivendo non benissimo, nel senso che comunque era una cosa inaspettata un po' per tutti e quindi siamo in una situazione di stallo perché è il mercato che si è fermato, no? E quindi il futuro è un po' incerto in questo momento perché non sappiamo esattamente quando si ritornerà alla normalità, questo è un po' il problema. E quindi si fa fatica a programmare, si fa fatica a mettere in atto delle strategie che poi risultino valide. Anche perché non siamo di fronte a qualcosa che conosciamo, non siamo di fronte a un nemico con le armi spianate che viene da est piuttosto che da ovest, ma siamo di fronte a qualcosa che assolutamente non conosciamo ancora. Esatto. Sì, poi si è sviluppata anche un po' una paura generale, no? E sappiamo benissimo che quando la gente è spaventata è ancora più faticoso uscirne, no? È ancora più faticoso prendere le decisioni giuste. E quindi non so, stiamo a vedere cosa succede. Il problema è che tutto il mondo si è fermato, non si è fermato nello stesso momento, quindi quando la crisi finirà qui in Italia, cioè quando qui ripartiremo, altri paesi saranno ancora fermi e quindi la coda non sappiamo dove arriva, no? Quando finirà. Questo è un po' il problema, perché nel nostro caso che abbiamo a che fare con il consumatore finale, perché facciamo piccoli elettrodomestici, quindi vendiamo nel retail tradizionale, cioè, se i negozi sono chiusi, anche se ci fosse la possibilità di acquistare, non si può fare, insomma. E ad oggi tutti i nostri clienti, tutti i paesi nei quali lavoriamo sono in lockdown, quindi sono chiusi. Ma E l'emergenza è partita in tempi diversi e quindi c'è da aspettarsi che quando l'Italia aprirà, la Francia magari sarà ancora chiusa. Adesso non lo so come gestiranno, anche perché abbiamo visto che questa Europa va un po' dove vuole, ognuno fa un po' quello che vuole, quindi di conseguenza sicuramente ci sarà anche questo problema, insomma, che per le aziende che esportano probabilmente questo problema durerà più a lungo, ecco, questa è un po' la mia preoccupazione. Ma la produzione in questo momento è ferma oppure continuate a mettere lì, fare magazzino in previsione poi della riapertura? No, allora noi abbiamo, vabbè, noi come azienda, vabbè, l'azienda è divisa in più linee. Abbiamo una parte dell'azienda che lavora, che è quello dello stampaggio della trasformazione delle materie plastiche, perché sì, ci danno la possibilità di farlo, ma fondamentalmente quello che stiamo facendo adesso è finire gli ordini che abbiamo che avevamo in programma, perché comunque le materie prime erano già acquistate, eccetera. Però in realtà non stiamo spedendo, cioè in realtà i clienti eh, sono in attesa di sviluppi, insomma, a parte qualche urgenza, però non, è tutto fermo. Secondo te, Andrea, l'intervento da parte delle autorità per bloccare tutto è stato tempestivo o tardivo? Cioè siamo partiti in ritardo a chiudere
e magari avremmo potuto risolvere il problema prima, o come dicevi nella prima parte, poi alla fine non si sa, siamo partiti tardi, partono tardi gli altri, ritorna, non ritorna. Diciamo, ma io credo che, vabbè, da un lato per affrontare questa emergenza non c'era un manuale, no? Perché non era mai successo. Quindi io mi metto anche nei panni del politico di turno, no? Cioè, nel senso, effettivamente è una cosa nuova, e quando la cosa è nuova spesso si va per tentativi, no? Perché è la prima volta che si affronta. Dall'altra, in Italia, secondo me, paghiamo il fatto che le responsabilità sono molto decentralizzate, no? Quindi di conseguenza non c'è una personalità che è in grado di prendere una decisione e di portare avanti un certo programma, no? Le regioni decidono un po' per i fatti loro, oppure per mancanza di segnali sono costretti a decidere, e ognuno va un po' per la sua strada. Insomma, questo è il grosso problema. Abbiamo chiuso tardi, secondo me, più per una valutazione sbagliata di quello che stava succedendo, proprio perché l'Italia è una macchina talmente burocratica che è un problema, e questo problema lo avremo anche quando sarà il momento di riaprire, perché io voglio vedere chi si prenderà la responsabilità di riaprire nel momento giusto, e quindi si trascineranno ancora delle decisioni e vabbè, partiremo più tardi di quando potremo, però creando ulteriori disagi, insomma, ma il problema è proprio la mancanza di potere decisionale, e anche questi personaggi che dovrebbero gestire la crisi, quindi con poteri straordinari, in realtà mi sembra di capire che siano persone molto ordinarie e che seguono, perché non è pensabile che ci sia gente che abbia le mascherine, per esempio, in magazzino, e non riescano a venderle per un cavillo burocratico. Cioè, significa che tu, amministratore straordinario, non sei poi così tanto straordinario, o non hai i mezzi per poterlo fare, no? E quindi sì, il problema è sempre lo stesso alla fine, no? Ecco, tu hai toccato un tasto molto delicato e mi sta anche molto a cuore, quello della burocrazia. A me sembra, venendo proprio al ragionamento che fai, assurdo che un commissario straordinario non riesca a superare la burocrazia. Immagina il povero cittadino, il povero imprenditore che deve superare assolutamente la burocrazia per poter andare avanti e aprire o ricrescere o riaprire. Come fa ad affrontare questa macchina da guerra contro di noi, insomma, contro i cittadini, che sono poi cittadini anche loro alla fine. I burocrati sono persone che abbiamo messo lì per lavorare per noi, per semplificarci la vita anziché complicarsela. Sì. Guarda, noi abbiamo un'esperienza anche diretta, abbiamo un'azienda che fa filtri, no? E quindi trattiamo materiali molto simili a quello delle mascherine, e cercavamo di riconvertire un impianto per poter fare questa mascherina. Vabbè, la nostra idea era farla comunque certificata, cioè non fare una mascherina, diciamo, chirurgica, eccetera. Una tantum, ecco. Esatto. Credo che finiremo quando l'emergenza sarà un ricordo, perché c'è i cavilli per poterle, perché è vero che hanno detto che in maniera straordinaria si possono vendere, eccetera, però dall'altra parte non possono essere utilizzate. Cioè, io non posso vendere in una farmacia, in una parafarmacia, in un ospedale, in qualcosa che non sia certificato. Quindi sono andati a liberalizzare qualcosa che in realtà non serviva, no? Quindi l'azienda deve essere certificata, tutta una serie di cavilli che richiedono tempo, no? Non sono neanche complicatissimi, però richiedono tempo, perché questi enti ad oggi poi tra l'altro sono intasati, non si hanno risposte, cioè è un po', ripeto, se ci deve essere un commissario straordinario, che sia straordinario. Poi se prende le decisioni sbagliate, che possa essere anche giudicato, però gli devono lasciare
carta bianca, perché sennò non è più straordinario. Cioè, è molto, questa cosa qua è molto contraddittoria, no? Io sono stato molto pesante nei giorni scorsi in altre interviste proprio nei confronti della burocrazia, la burocrazia formata da, mettiamo 100 persone, 70 occupano il posto e gli altri 30 cercano di lavorare anche per gli altri 70. È questo che dobbiamo, secondo noi, secondo me, superare in Italia. Dobbiamo tornare a quello che è l'occupazione, perché uno merita di occupare quel posto, altrimenti non andremo da nessuna parte. Vabbè, certo. Sicuramente, insomma. Bene. Se apriamo il discorso della meritocrazia, apriamo un vaso. Sì. Sì. Beh, ma con te vorrei anche affrontarlo, questo tema, magari in un momento meno drammatico di questo, e potrebbe servire per far capire a chi ci mette sempre il bastone fra le ruote che così non può andare avanti una vita. E allora, io non ho paura di essere deciso e duro, e penso che anche tu, con l'esperienza che hai, con la tua famiglia che fa impresa da una vita, abbia avuto grandi esperienze di bastoni burocratici. Giusto? Sì. Sì, è un po'... Sì, è un discorso... Vabbè, la burocrazia sappiamo inchioda tutto, la meritocrazia è un altro problema, perché poi, sai, se non si segue quella strada, poi ci si ritrova con gente mediocre a prendere delle decisioni che non è in grado di gestire, no? Di prendere, quindi sì. Beh, vedo che non vuoi entrare, forse è anche giusto, in polemica. Hai toccato l'argomento, hai toccato l'argomento delle mascherine e hai perfettamente ragione. Abbiamo dato via libera alle aziende di riconvertirsi, di fare le mascherine perché ne abbiamo bisogno, perché abbiamo visto in che maniera vengono poi prodotte in Cina. Abbiamo visto dei filmati che fanno paura, insomma, che arrivano qui già infettate alla fine. E allora la nostra eccellenza, i nostri imprenditori che potrebbero essere utili, magari non tutti, ci saranno quelli che si riconvertono soltanto per una questione di business immediato, ma ci sono quelli che vogliono fare dei prodotti fatti bene, come mi stavi dicendo tu e come hanno fatto anche altri, per altri firmati che ho visto. Sì, ma fanno il problema il problema, no, è che qualsiasi cosa viene fatta, secondo me, poi, per carità, che qualsiasi cosa viene fatta, ok, viene fatta sotto il riflettore politico, no? Cioè sotto non si va effettivamente a risolvere il problema, no? Ci si preoccupa del fatto che ai più, cioè quelli che poi non vanno a fondo delle cose, sembra un lavoro fatto bene. In realtà, cioè, per esempio, il decreto con il quale aiutavano le imprese a riconvertirsi, ok, è un decreto, cioè davano a disposizione dai 200 ai 2 milioni di euro, dai 200.000 ai 2 milioni di euro, ok, sotto forma di prestito, che poi anche lì garantito dallo Stato, però il prestito doveva venire erogato dalle banche e quindi di conseguenza la banca ha sempre l'ultima parola se darlo o non darlo. Però a parte questo, il problema principale è che veniva garantito al 100% se la riconversione, quindi il prodotto, era sul mercato in 15 giorni. Ok? Se lo era in 30 veniva garantito al 50 e se lo era in 60 veniva garantito all'80%, al 20%. Ok? Quindi io dico, ma qual è il progetto, ok, che è sul mercato in 15 giorni? Cioè, o hai un'azienda che fa già quel mestiere e certo, quindi hai potenziato le linee, però per un'azienda, per riconvertirsi, solo il fatto che deve comprare un macchinario o trasformarlo, cioè ci vogliono almeno 2 mesi per poter essere sul mercato, specialmente poi se quel prodotto deve essere
certificato piuttosto che, capito? Quindi sì, lo hanno fatto per dire siamo stati bravi a farlo, però in realtà io voglio andare a vedere chi e come è stata utilizzata questa cosa, no? Quindi, Inutile, ed è pieno di questi esempi. Cioè, certo, inutile che ti chieda, da tuo punto di vista, gli interventi, gli incentivi da parte dello Stato per le aziende, per la cassa integrazione, per sostenere questo momento e magari anche per la ripresa, se sono sufficienti. Perché diciamo, io qui ho la mia lettura, no? Cioè, nel senso che la cosa che io non capisco assolutamente, specialmente di fronte a un bilancio statale, quindi un certo tipo di entità, che prima, ok, stabilisco la somma e dopo vado a vedere cosa posso fare con quella somma. Dovrebbe essere esattamente il contrario, no? Prima faccio un'analisi di quello che mi serve, ok? Certo. Arriverò ad una certa necessità e dopo, in base a quella necessità, se ci riesco accontento tutti, se non ci riesco farò del mio meglio. E quindi anche il 25 miliardi, i 50, i 70, i 100 è solo propaganda. Sì, ditemi sì. cosa volete fare, ditemi quanto serve, ditemi dove arrivate, che poi magari potremo anche aiutare noi cittadini stessi. Cioè, Certo. è un approccio completamente diverso, capisci? Certo, certo. Perché? Perché fanno politica, cioè la loro preoccupazione è il consenso. Certo, certo. Questo è il problema, no? E Cosa quindi è tutto uno slogan. Io non... cosa ti senti di dire in chiusura di questa nostra chiacchierata? Ma io sono un ottimista, no? Quindi credo che torneremo alla normalità, no? È ovvio che per ridurre i danni lo Stato dovrà comunque intervenire lì dove c'è necessità, quindi nelle categorie più deboli, no? Però alla fine sono fiducioso, insomma, anche perché poi se sei fiducioso riesci ad uscirne, no? Se no, no, perché comunque il pessimismo ti porta a non vedere le soluzioni. Certo. Quindi io di carattere sono, diciamo, un ottimista, quindi dico rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. È l'unica alternativa che abbiamo. Certo, certo. Beh, Andrea, io ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato, per sentire appunto le tue opinioni su quello che sta succedendo. Salutami la tua famiglia, speriamo di risentirci presto, ok? Grazie a voi, grazie. Grazie, ciao, ciao, arrivederci. ciao, grazie.